L'omicidio di Castelfranco in carcere, l'interrogatorio di garanzia dei due giovani arrestati per la morte del ventenne di Trebaseleghe, Lorenzo Cristea. Questa mattina sono rimasti in silenzio, per loro confermato il carcere. A Montebelluna, nelle abitazioni dei due arrestati, poche parole, le famiglie si sono chiuse nel silenzio. Intanto il dirigente scolastico di Badr parla del giovane e del fatto che in quella discoteca ci fossero anche i compagni di classe. 6 arresti in altrettante province del nord Italia, tra cui Vicenza per la morte del 33enne indiano investito e picchiato a San Bonifacio a novembre dell'anno scorso. Drammatico crollo del ponte di Valdagno per il maltempo ha provocato 2 vittime. Il Tribunale di Vicenza ha individuato una lista di 6 indagati, le cui responsabilità verranno a breve accertate. Vorrei parlare al 19enne che ha definito Turetta un modello, l'ha dichiarato Gino Cecchettin davanti agli studenti, riferendosi a un giovanissimo stalker bloccato dai carabinieri nel Vicentino. Oltre 5 mesi di attesa, poi il no della commissione etica dell'ULSEI fa discutere il caso della 76enne che aveva chiesto il suicidio assistito. Il presidente Zaia troppo tempo. A Roma al via il conclave per le elezioni del successore di Papa Francesco, cresce l'attesa a Schiavon, paese natale del cardinale Pietro Parolin, tra i favoriti al soglio pontificio. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Cominciamo subito con le notizie. In primo piano ancora l'omicidio di Castelfranco in carcere, l'interrogatorio di garanzia questa mattina dei due giovani italo-marocchini arrestati per la morte del ventenne di Trebaseleghe, Lorenzo Cristea. I due sono rimasti in silenzio, per loro confermato il carcere. È durato pochi minuti l'interrogatorio davanti al giudice Marco Biagetti, al pubblico ministero Giulio Caprarola che coordina l'inchiesta sul delitto. I due giovani sono accusati di omicidio volontario aggravato, tentato omicidio, lesioni volontarie, rissa aggravata e porto di armi, nella fattispecie un coltello. Badr Rouaji, 19 anni, e Ta Bennani, 21, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. La complessità della situazione non ci consente di capire effettivamente come si siano svolti i fatti, visto appunto che vi sono parecchi soggetti e che si tratta di una situazione appunto non chiara ancora nella dinamica. Bennani, spiegano gli avvocati, è provato. Noi siamo fiduciosi circa la possibilità di dare una lettura adeguata alla vicenda così complicata, anche per quello che è successo prima rispetto all'accadimento di poi, perché è evidente che sono molto significativi da un punto di vista difensivo eventuali episodi di provocazione. I due ragazzi restano in carcere, mentre i carabinieri continuano le indagini per chiarire i contorni di questa tragedia. È caccia al secondo coltello utilizzato per colpire ripetutamente le vittime. Gli inquirenti lo stanno cercando, mentre in queste ore vengono passati al settaccio i social alla ricerca di eventuali altri video. Non solo, ma si sta cercando di capire come i due arrestati, che non hanno la patente, abbiano potuto raggiungere la discoteca Playa Beach Club di Castelfranco Veneto. È chiaro che è un po' inverosimile che siano arrivati a piedi in quel luogo, ma non è escluso, quindi non possiamo escluderlo a priori. Al momento non abbiamo trovato mezzi di locomozione che potessero giustificare o potessero, come dire, fare in modo di farci capire che loro sono arrivati con quel mezzo lì. L'aggressione è avvenuta nel parcheggio, 3 fendenti inferti a Lorenzo Cristea, addirittura 6, di cui uno potenzialmente mortale, ad Alessandro Bortolami, il 22enne di Zero Branco, rimasto per 2 giorni in pericolo di vita e che è stato trasferito in queste ore nel reparto di chirurgia all'ospedale di Castelfranco. Fondamentale è il video in mano alla procura consegnato da un automobilista di passaggio, immagini che cristallizzano quei momenti tragici. Tutto quello che da un punto di vista investigativo e poi chiaramente probatorio può essere utile, noi siamo qui per accoglierlo, quindi chiunque dovesse avere video, foto, qualcosa che ci dia la possibilità di fare ancora più luce su questo fatto è pregato appunto di consegnarceli. A Montebelluna, nelle abitazioni dei due arrestati, poche parole, le famiglie si chiudono nel silenzio. Intanto il dirigente scolastico di Badr parla del giovane e del fatto che quella sera in discoteca ci fossero anche alcuni compagni di classe. Badr Rouaji, 19 anni, frequenta l'Istituto Enau di Scarpa a Montebelluna. Il dirigente lo descrive come un giovane problematico, soprattutto quest'anno. Quella sera in discoteca erano presenti anche alcuni compagni di classe di Badr. Quest'anno ha cominciato a non frequentare più con una certa regolarità, nell'ultimo mese entrava sempre con ritardo, insomma, dal registro elettronico si
si vedono appunto questi episodi, e aveva sette note disciplinari che riguardavano soprattutto un aspetto di insofferenza verso la disciplina, verso le insegnanti donne in questo caso. Però insomma, ieri abbiamo fatto anche il consiglio di classe che era previsto della sua classe, e i docenti sono chiaramente molto colpiti da quello che è successo, anche perché non pensavano che si potesse arrivare a tanto. Anzi, sono andati a fondo della questione, hanno cercato di capire anche la dinamica di quello che era successo, visto che qualche ragazzo della stessa classe era presente quella sera alla discoteca, e quindi insomma un po' i racconti sono girati. Forse i compagni presenti in discoteca potranno chiarire, se possibile, cosa abbia scatenato tanta rabbia da portare Badr e Bennani ad aspettare fuori le vittime. Il 19enne è descritto come un ragazzo che fin da giovanissimo aveva più di qualche difficoltà. Badr era anche compagno di classe mia figlia alle medie, per cui in qualche modo insomma, abbiamo avuto modo di conoscerlo, di capire chi è. Diciamo che era un ragazzino già alle medie, come diceva mia figlia, arrabbiato, diciamo che faceva parte di quel gruppo di ragazzini di seconda generazione, stranieri di seconda generazione, che si trovava a dover in qualche modo lottare per integrarsi all'interno della classe. Nella classe ora la disperazione dei ragazzi. Nell'abitazione di Badr Rouaji nessuna voglia di parlare. Al citofono risponde un cugino del giovane. Poche parole. I genitori non ci sono, dice. Ora hanno altro da pensare. I genitori stanno più male dei genitori che hanno avuto il morto, quindi in questo caso non mi sembra caso specialmente in questo momento che è abbastanza delicato. Poco distante alla casa dell'altro giovane arrestato con la medesima accusa, quella di Taha Bennani, 21 anni. I vicini parlano del ragazzo, increduli di fronte a tanta violenza. Tu quando lo vedevi un ragazzo tranquillo, non è un ragazzo tranquillo? Sì. E avete sentito invece? Lavora anche con suo fratello, quando lo conosco, sempre lavorato. Ogni tanto vi parlavate? No, salutiamo, basta che non parla. E di quanto è accaduto vi ha sconvolto un po' la cosa? Ho sentito oggi, proprio oggi, dalla sua cosa, quello che è successo. Cioè, mi sembrava strano, un bravo ragazzo. Non avreste mai detto, insomma? No. Ragazzi incensurati che mai avevano dato problemi, fino a quel drammatico giorno quando sono arrivati in discoteca armati di coltello, poi un litigio all'interno del locale e la resa dei conti fuori nel parcheggio. Interrompiamo la cronaca. A Roma il conclave per l'elezione del successore di Papa Francesco. Cresce l'attesa a Schiavon, dove per noi c'è la nostra Monica Smiderle con Andrea Benetti, perché appunto cresce l'attesa. Tra pochi minuti sarebbe attesa infatti un'eventuale fumata bianca. Il favorito è proprio Pietro Parolin. Monica, a te, buonasera. Sì, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri telespettatori. C'è grande attesa qui a Schiavon, che è il paese natale del cardinale Pietro Parolin. Nella chiesa che vedete alle mie spalle è stato battezzato esattamente 70 anni fa. C'è grande attesa per l'esito del conclave che si è aperto oggi pomeriggio alle 16:30 e che porterà all'elezione del Papa che succede a Papa Francesco. Ricordiamo che il cardinale Pietro Parolin è stato segretario di Stato durante il pontificato di Papa Bergoglio ed entra in conclave come favorito. Pare, insomma, secondo indiscrezioni, lui arriverebbe con un pacchetto di una cinquantina di voti, ne servono 89 per diventare Papa. Storicamente non è mai successo che il Papa venga eletto al primo scrutinio, dunque per questa sera intorno alle 19 è attesa la fumata nera. Domani il conclave tornerà a riunirsi, domani mattina 2 scrutini, poi la fumata intorno a mezzogiorno e nel caso in cui non ci fosse ancora accordo sul nome, quindi non venga eletto il Papa, torneranno i cardinali a votare nel pomeriggio con fumata alle 17:30 oppure alle 19. Dunque grande attesa, c'è anche un religioso silenzio, il Papa e il parroco non parlano, ma insomma i cittadini di Schiavone si stringono al Don Piero, così viene chiamato il cardinale Parolin, qui nel suo paese natale.
Grazie Monica, grazie per questi aggiornamenti. Allora rimaniamo con voi in attesa di un'eventuale fumata bianca e vedremo chi sarà a uscire dal balcone della Basilica di San Pietro. Dunque noi continuiamo invece con la cronaca. 6 persone sono state arrestate dai carabinieri di Verona nell'ambito delle indagini su una maxi rissa lo scorso 3 novembre a San Bonifacio, durante la quale è rimasto ucciso un 33enne indiano. Indagati sono tutti connazionali della vittima. La rissa ha visto protagonisti 2 distinte fazioni di cittadini indiani per una resa dei conti nei pressi del parcheggio di un centro commerciale. Oltre 40 persone si sono scontrate, alcune armate anche di pistole, coltelli, spadi, katani e spranghe. Esplosi anche dei colpi d'arma da fuoco. Il 33enne era morto 10 giorni dopo il ricovero per le lesioni riportate dall'investimento di un'auto della banda rivale e successivamente picchiato selvaggiamente, colpito alla testa con spranghe e bastoni. Gli arresti sono stati fatti tra le province di Brescia, Cremona, Parma, Lodi, Vicenza e Rimini. Gli indagati si stavano riorganizzando per una nuova rissa e spedizione punitiva in danno dei loro antagonisti. Siamo a Valdagno per il drammatico crollo del ponte per il maltempo che ha provocato 2 vittime. Il Tribunale di Vicenza ha individuato una lista di 6 indagati le cui responsabilità verranno a breve accertate. Sono 6 le persone formalmente indagate dalla Procura di Vicenza per la tragedia di Valdagno al Ponte dei Nori, dove hanno perso la vita Leone e Francesco Nardon. In questa fase delle indagini preliminari verranno presto notificati gli interessati gli avvisi previsti dalle norme. Si tratterebbe di funzionari pubblici e costruttori del manufatto che è crollato parzialmente durante la piena dell'Agno il 17 aprile scorso, provocando una voragine che ha inghiottito le vittime, padre e figlio, e la loro auto, ritrovata e recuperata 5 km più a valle a Cornedo Vicentino. Non è escluso che la lista degli indagati possa estendersi anche a seguito delle ispezioni che proseguono su quanto è rimasto sul posto della tragedia da parte del magistrato, con la consulenza di 2 periti. Duplici le ipotesi di reato: disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Si tratterà di stabilire le eventuali responsabilità per il crollo di una struttura sottoposta a controlli e verifiche periodiche obbligatorie o di accertare la tragica fatalità dovuta alle eccezionali condizioni meteo che hanno generato una spinta idraulica anomala sul ponte superiore a quanto era stato dimensionato. Parleremo ancora tra poco del maltempo. Prima un aggiornamento sull'omicidio di Castelfranco, una nota arrivata ora in redazione nel proseguimento delle attività investigative condotte anche nella giornata di oggi. I carabinieri di Castelfranco hanno ritrovato all'interno di un fosso in via Pagnana, cioè poco distante dalla discoteca in questione, un coltello da cucina con una lama di circa 10 cm. L'oggetto era nascosto dalla vegetazione, è stato individuato grazie a un metal detector e sebbene sul coltello non ci siano tracce ematiche, il luogo del rinvenimento e le caratteristiche dell'arma lo rendono verosimilmente compatibile con l'aggressione. Pertanto il coltello è stato sequestrato e a disposizione della Procura della Repubblica. Questi dunque gli aggiornamenti sull'omicidio di Castelfranco e, come dicevamo poco fa, continuiamo a parlare di maltempo che si è abbattuto anche nel veneziano pochi minuti fa a Cavarzere nel tardo pomeriggio. Infatti precipitazioni hanno portato in poco tempo a scrosci di pioggia che hanno allargato strade e campi. La centrale dei vigili del fuoco è stata presa d'assalto con richieste di soccorso per allagamenti e rami abbattuti. Nelle prossime ore sono previste altre precipitazioni durante la notte e nelle prime ore del mattino. In base alle anticipazioni meteo, il sole dovrebbe tornare solo a partire nel fine settimana. Noi cambiamo argomento. Ha dichiarato Gino Cecchettin di voler parlare al 19enne che ha definito Filippo Turetta un modello. Sentiamo. Vorrei far provare a quel ragazzo una settimana della vita di Turetta oggi, una settimana della frustrazione che Filippo probabilmente ha vissuto quando non è riuscito a gestire quell'emozione. Forse dopo cambierebbe idea. Gino Cecchettin, parlando a una platea di studenti, si riferisce al 19enne che lunedì scorso ha fatto passare una giornata da incubo a una 18enne padovana e alla sua famiglia.
minacciandola con forbici dopo averla trascinata in un luogo appartato nella zona di Mirano. 19enne che in un post sui social aveva definito Turetta un modello. Anche da un punto di vista razionale, ha continuato Cecchetti, non c'è niente da imitare. Io se fossi un giovane di adesso non vorrei minimamente essere paragonato al Turetta che ha fatto quelle azioni come mito o esempio. Veramente c'è tanto da fare se arriviamo a questo. Intanto il 19enne, che era stato intercettato dai carabinieri in provincia di Vicenza e portato in caserma, è stato rilasciato dopo 14 ore con obbligo di firma 4 volte la settimana. E ora la famiglia della ragazza è terrorizzata che torni e faccia del male a lei o qualcuno di loro. Ha spedito addirittura dei video girati nel giardino di casa della ragazza, in cui minaccia di uccidere i suoi animali domestici. I carabinieri, avrebbe raccontato la zia della giovane, ci hanno solo detto di proteggerla. Ma cosa dobbiamo fare? Chiuderla in casa? Temiamo per la nostra vita. Sul caso è intervenuta anche l'onorevole Semenzato. Come ho più volte dichiarato, non deve mai essere sottovalutato il racconto delle vittime dei reati di violenza di genere e domestica. Il legislatore, anche di recente, con la legge 168 del 2023, ha messo a disposizione della magistratura e delle forze dell'ordine una pluralità di misure cautelari e di prevenzione anche con riguardo ai cosiddetti reati spia, legittimato peraltro l'arresto in flagranza differita. Mi auguro che chi si sta occupando del caso stia valutando con la dovuta ponderatezza e soprattutto responsabilità il rischio che questa ragazza corre e a cui è esposta, perché la prevenzione è l'unica vera arma che noi abbiamo a disposizione contro la violenza di genere. Oltre 5 mesi d'attesa per un parere che è stato rifiutato fa discutere il caso di una 76enne che si è vista arrivare il no dalla commissione etica dell'ULSS 6 alla richiesta di suicidio medicalmente assistito. Ha commentato il presidente Zaia: troppo tempo, stiamo studiando un decreto. A fine aprile la signora ha presentato un'opposizione al diniego, ma prima di arrivare a una risposta aveva aspettato oltre 5 mesi. È la storia di una donna di 76 anni affetta da una grave malattia neurodegenerativa che lo scorso settembre aveva avviato presso l'ULSS 6 di residenza, con l'aiuto dell'associazione Luca Coscioni, l'iter per accedere al suicidio medicalmente assistito. A rispondere dopo 5 mesi la commissione etica creata all'interno di ogni ULSS veneta, ma sul tempo d'attesa il presidente del Veneto Luca Zaia è stato chiaro: troppo. Ho anche mandato un'ispezione, io sono convinto che non ci deve essere nulla di scritto, visto e considerato che è un fatto etico. Nel momento in cui un paziente che ha questi 4 requisiti, mantenimento in vita con supporti vitali, cioè vuol dire che altrimenti non vivrebbe se non hai supporti vitali, grave sofferenza fisica e psichica, sono già 2 presupposti per cui umanamente se ti arriva una pratica sulla scrivania la devi mandare subito avanti e devi dare una risposta. Un tema molto delicato su cui ancora manca una legge di riferimento. Nel frattempo il Veneto studia un decreto perché le risposte siano in tempi rispettosi di una persona che soffre a tal punto da chiedere di porre un termine alla propria esistenza. Il vero tema è una legge nazionale che con grande civiltà dovrebbe stabilire 2 cose fondamentali. Entro quanti giorni rispondere, io direi un paio di settimane sono già tanta roba. 2, chi somministra il farmaco, perché la sentenza della Corte non stabilisce chi somministra il farmaco e per cui quando c'è l'autorizzazione a fine vita, come nei 2 casi già accaduti in Veneto, il farmaco è stato somministrato da volontari. Si avvicina alla 96esima adunata degli Alpini di Biella. Abbiamo incontrato il presidente della sezione ANA di Padova e Rovigo. Cosa significa essere alpini oggi nel 2025? Ma sicuramente essere alpini oggi è molto, molto diverso da un certo punto di vista rispetto a quello che voleva dire essere alpini 50 anni fa. Noi non abbiamo più nessuno che ha fatto la guerra e quindi non abbiamo più questa grossa spinta che ci viene dai nostri vecchi che sono andati tutti avanti. Quindi l'associazione sta diventando sempre di più un'associazione che pensa al volontariato. Fare però un volontariato da alpino è un qualcosa di diverso, pur non togliendo nulla a tutti gli altri volontari. Io vedo ad esempio con la nostra protezione civile
Noi siamo sempre i primi, siamo sempre disponibili, andiamo oltre a quello che diciamo dovrebbe essere il minimo impegno o il massimo impegno, andiamo oltre il massimo. Ecco. Perché? Perché siamo spinti un po' da questo spirito di corpo di chi ha fatto il militare, non ha fatto la guerra per fortuna, e noi riusciamo a trasmettere questo spirito anche a chi è entrato e sta entrando nella nostra associazione come amico degli alpini o come aggregato, quindi non ha portato il cappello alpino, però ecco, ha all'interno di sé già questi valori degli alpini, il ricordo e l'aiuto, e noi come associazione glieli facciamo uscire, ecco, quindi la portiamo avanti come volevano i nostri vecchi, facendo sempre di più volontario. Dunque lo avete sentito, le Penne Nere del Veneto sono pronte per la Dunata di Biella, la 96esima, una festa che Antenna 3 vi trasmetterà in diretta già da venerdì, primo giorno della grande festa. Sabato si entra nel vivo, i collegamenti con i nostri inviati e poi tutti gli eventi della giornata dalle 21 alle 23, una prima serata dedicata proprio a loro e poi domenica la giornata clou con la sfilata e il passaggio della stecca dalle 7:30 del mattino. Siamo giunti al termine di questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia a tutti, l'augurio di una buona serata, arrivederci.